Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, ragazzi siamo in aeroporto, grandissimo e gigantesco ragazzi, siamo a Udine e dobbiamo fare una gita da Udine a Venezia, quindi 45, 48 miglia, veramente cortissima, però voglio fare questa mini gita comundiana e niente, andiamo, partiamo fioi che non ho voglia di perdere tempo, go come go, senza, joystick è un po' dura però, rimettiamo dritto, bastardo. Ok, e si parte. Destination Venice per questa gita fuori porta. In questo bellissimo aeroporto di Udine, veramente gigantesco. Vai come. Perfetto. Mamma mia, questi aerei piccoli non sono mai abituato. Ragazzi, abbiamo lasciato l'aeroporto, anche se Fio non si vede praticamente perché è un aeroporto, insomma, un po' curioso. E niente, stiamo andando verso la meravigliosa e dolce Venice. Qua traffico ce n'è, però non nei paraggi. E niente, siamo con il nostro aeroplanino, bello cazzuto. Eccoci qua. Buono. Piccola gita veneziana. Eccoci qua, raga, eccoci qua. Siamo in quota crociera 4000. Mancano 42 miglia perché c'è da dire che è vero che è breve la tappa, però anche è vero che diciamo questo aereo non è proprio un Airbus o un Boeing. Tramonto veneziano sono circa... Ah, no, qua è un aeroporto. Ecco le montagne in lontananza. È sempre meraviglioso venire qua a volare. Eccoci qua. Abitacolo Cumendiano. Tempo perfetto. Infatti anche qua ragazzi sono 25 gradi. Sto registrando adesso e la temperatura è quella perché siamo con il meteo reale. E niente fiori raga. È sempre... ogni tanto devo sempre fare una girata a Venezia perché ho bisogno di atterrare nel mio aeroporto. Cioè è sempre uno spettacolo. Che sta per atterrare. Lo sappiamo perché abbiamo visto l'ATC. Qua c'è Venezia. E questa gita sta per finire, insomma, guarda che bello, finire lo spettacolo, veramente. Qua c'è il Lido. E tutto il resto non esiste, ragazzi. Venezia e Lido. Il resto non c'è. Sta arrivando l'Air France ormai, eh. Noi siamo quelli dopo, siamo noi. Vediamo l'atterraggio. Ce la farà, dai. Dai che sta arrivando il porco. Oh. Touchdown. Buono, l'Air France è arrivato. Ci siamo, intanto sta atterrando un altro Air France, veramente traffico puro, fioi, traffico puro. A Tessera. Il tramonto è sempre più clamoroso e mi hanno fatto aspettare, però ho dovuto fare veramente il giro del mondo, cazzo. Ragazzi, ci siamo. Sentiero di discesa, allineamento alla pista. Dai, Air France, dai, gira il prossimo raccordo, dai, fuori dai coglioni. Ok, Air France è arrivato, perfetto. E tocca a noi adesso in questa gita veneziana stupendosa. Buono, Air France è andato fuori dai maroni. Qua vedo anche dove volete vedere dove lavoro io, dove lavora il Cume. Che dal mio ufficio vedo passare tutti gli aerei, è un godimento meraviglioso. Intanto uno sta partendo per Gatwick, per Londra. Sì, Clear of Takeoff, sì. Ma da quanto traffico, ragazzi. Se raga un po', ragazzi, dovete capire che siamo con Fraps, perché solo Fraps va con Flight Simulator. E siamo con lo scenario ufficiale di Venezia, Venix X. Ed è dura, fiori. Ok.
Eccoci qua. Siamo nella splendida e meravigliosa Venezia. Eccomi qua. E io sono qua che lavoro. Io sono qua, ragazzi. Eccomi qua. Io da qua me li sparo tutti così. Ponte della Libertà. Guarda che roba, ragazzi. Venezia, caput mundi. Guarda il trenino, che bello il trenino. Solito screenshot veneziano. Perfetto. Molto bene. Scusa, ma cos'è sta roba? Oh, bene. Molto bene. Abbiamo un aereo dietro, bellissimo. Traffico puro. Traffico purissimo, ragazzi. Non ho neanche visto se è partito il... Non so, forse doveva rullare, non ho ben... Eccolo là, è partito, ragazzi, eccolo qua. È partito. Non so che cazzo di... non riesco a capire che modello è, però... È partito per Londra, Gatwick. Quanto traffico, raga. Siamo a Venezia, perfetti. Siamo perfetti. Togliamo via il pilota automatic. Ciao. Sbatterraggio un po' brusco. Ma ce l'abbiamo fatta. Touchdown, siamo a Venezia. Blocca. Oh. Ok. Andiamo via. Perfetto. Sì, ho capito. Vediamo se riusciamo a vedere. Sì, avete a sboccio, vaffanculen. Guarda che traffico. C'è un traffico a Venezia, è spaventoso. Vabbè, raga, forse si è... non lo so, forse non c'è più perché c'era troppo traffico, il computer non riusciva più a selezionare tutto, non lo so, so solo che c'è un super traffico a Venezia, siamo arrivati alla grande gita veneziana, stupenda. Raga, questo è diciamo un video bonus, un saluto dal comandone veneziano, ciao!